oggi al Duca degli Abruzzi è venuta un'attrice che ci ha parlato dei problemi e delle dipendenze, spiegandoci questi problemi facendo alcuni giochi. Oggi abbiamo usato il teatro per stimolare i ragazzi a mettersi in gioco su un tema che è strettamente collegato comunque alle dipendenze, che è quello della relazione. Quindi li ho guidati nel ritornare in relazione con loro stessi, quindi con il proprio corpo, con la voce, che è sempre molto difficile da tirare fuori, e poi nella relazione con l'altro, perché il principio è proprio questo. Molto spesso nelle dipendenze la sensazione di solitudine è quella che guida, e quindi costruire dei rapporti basati sulla fiducia, sulla comprensione, anche senza parole, è qualcosa di veramente importante. Questa attività che abbiamo fatto oggi è stata molto interessante dal mio punto di vista, perché ci ha aiutato come classe a coalizzare come gruppo, come comunicazione, a stare assieme e magari a scoprire qualcosa dei nostri compagni che non spesso ci diciamo, non abbiamo l'opportunità di dirci. Questa attività che mi ha fatto riflettere, che ci ha fatto creare un buon gruppo classe, l'attività è stata molto divertente e efficace per il progetto che stanno creando. È stato veramente costruttivo, soprattutto per le persone che hanno bisogno e che magari a volte non si riesce a captare un sentimento, un atteggiamento degli occhi magari che guardano un po' più in basso, un campanello d'allarme. Questa attività mi è piaciuta molto perché è un'attività diversa dalle altre che svolgiamo normalmente a scuola. E mi piace perché abbiamo poche relazioni al pomeriggio. Stiamo sempre a casa e quindi non abbiamo nessuna relazione, e quindi questa attività ci fa legare di più tra amici. Trovo questo tipo di attività molto positiva, perché coinvolge un po' tutti, non è la solita lezione frontale che stanno lì, fanno finta di ascoltare magari e non ascoltano. E li ho visti anche molto entusiasti. Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo svolto perché è stato un lavoro diverso che facciamo tutti i giorni, è una cosa che non ho mai fatto, quindi anche teatro non ho mai fatto nessuna esperienza di teatro. È stato un lavoro interattivo, soprattutto anche molto collettivo, perché bisognava instaurare dei rapporti con delle persone. Io sono una persona anche un po' timida, quindi un po' di fatica la faccio, insomma. Però è stato divertente ed è piaciuto. Un'attività molto importante, secondo il mio punto di vista, che ha aiutato molte persone, tra cui anche me, molto timide, ad aprirsi agli altri. Ho visto questa attività come un'attività molto utile perché vedo che abbiamo sempre meno relazioni con gli altri, siamo sempre più chiusi e questo non va bene, non fa bene proprio perché questo qua incoraggia magari le dipendenze. Ho potuto vedere come i ragazzi attraverso questa bellissima esperienza hanno potuto esprimere le loro emozioni, la loro voce anche attraverso queste tecniche teatrali, e soprattutto hanno sperimentato attraverso il corpo quello che può essere anche il loro mondo. Molto divertente, simpatico, ci ha fatto ragionare molto e da rifare. Mi ha fatto imparare come aprirmi verso i miei compagni e come relazionarmi. I ragazzi sono liberi di esprimersi e di dimostrare un po' il carattere che ciascuno ha, i più timidi, i meno timidi, e comunque vedere che in questa classe in particolare è stata una classe molto unita e quindi è stato molto piacevole. È stato bello, divertente e è uscita una bella cosa. Ho appena partecipato a questa attività con i ragazzi, veramente fantastica, è un'attività che riempie il cuore di gioia. È stato molto interessante vedere come ci siamo relazionati tra noi e come l'imbarazzo è sparito subito all'inizio dell'attività. È stata utile anche perché abbiamo capito magari che ci si può divertire anche senza per forza
usare sostanze che ci sballano, ma comunque anche stare insieme, ci si può divertire anche stando insieme. Penso che l'attività che abbiamo svolto oggi sia stata molto divertente e utile per la crescita personale e collettiva comunque della classe. Per noi giovani soprattutto è molto importante fare queste attività anche per relazionarci un pochino di più tra di noi, come classe, come studenti che insomma abbiamo 17 anni e su certe cose magari ci crediamo grandissime ma in realtà siamo piccoli così. Mi ha colpito molto perché pensavo che invece spiegavano, facevano cose un po' noiose, invece ci hanno coinvolto ed è stato bello, grazie. È molto interessante perché al giorno d'oggi abbiamo sempre i social e quindi è meglio avere anche a che fare con gente oltre che guardare i cellulari. Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti alla quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e IM. Ringraziamo ancora una volta gli enti che hanno concesso il patrocinio e i moltissimi partner e media partner che a vario titolo sostengono la nostra iniziativa. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della Sala della Carità e stiamo trasmettendo, come sempre, in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. In questa settimana parliamo di prevenzione e promozione della salute grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Il titolo di questa quarta edizione di Cambio Gioco è Giochiamo d'anticipo, perché l'obiettivo è proprio parlare di prevenzione e di interventi tempestivi e proattivi come modalità ottimale per intercettare i segnali di disagio prima che diventino patologia. Il nostro focus è quello di fornire alla comunità e in particolare ai giovani e ai giovanissimi le competenze necessarie per gestire fragilità ed emozioni, promuovendo scelte di salute consapevole contro ogni forma di dipendenza. Avrete certamente avuto modo di vedere che c'è un sito dedicato a questo festival, dove sono disponibili tutti i materiali promozionali, dove potete scaricare il programma. Il sito si chiama www.cambiogiocul6.it e sul sito resteranno a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri di questa quarta edizione, ma anche quelli delle 3 precedenti. Quindi vi invitiamo a consultarlo perché è tutto a vostra disposizione gratuitamente. Ringraziamo le molte persone che stanno rilanciando le nostre dirette, che le stanno condividendo sui propri canali e quindi salutiamo anche il pubblico che molto numeroso ci sta seguendo da tutta Italia. E ovviamente salutiamo a maggior ragione le persone in sala perché oggi con noi ci sono gli studenti perché siamo all'appuntamento del mattino che è appunto dedicato alle ragazze e ai ragazzi e allora diamo il benvenuto alla scuola Giacomo Sichirollo, in particolare alla seconda A, poi c'è la seconda B del liceo artistico Pietro Selvatico di Padova, c'è la scuola secondaria di secondo grado Ferraris di Padova e poi collegati ci sono anche i ragazzi e le ragazze del liceo Duca d'Aosta di Padova, in particolare le classi seconda C, seconda D, seconda F e prima C. Invitiamo i ragazzi a farsi sentire con un applauso. Grazie, avete visto nel breve documentario che ha preceduto l'avvio della diretta che nelle settimane precedenti al Festival Cambio Gioco abbiamo incontrato
le classi presso le loro scuole, realizzando dei laboratori con dei professionisti del teatro, dell'arte, con degli educatori, e quindi abbiamo coinvolto i ragazzi in attività interattive proprio per trattare con loro il tema della promozione della salute. Ringraziamo, perché sono qui presenti anche i rappresentanti della Fondazione San Gaetano di Padova, e diamo ora la parola per un saluto istituzionale al dottore Luca Sborgiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Euganea. Benvenuto dottore, grazie per essere qui. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Solo una piccolissima parola per dire cos'è un Dipartimento di Prevenzione, perché forse non lo sapete, ma tutti ci siete già stati, almeno una volta, per fare le vaccinazioni. Quindi il Dipartimento di Prevenzione è chi vaccina, forse l'ultima vaccinazione che avete fatto è quella dell'HPV, credo che l'abbiate, sapete che cos'è, vero, l'HPV? Qualcuno ha fatto questa vaccinazione? Sono sicuro di sì, perché abbiamo percentuali oltre al 90%. Va bene, insomma, siamo quelli delle vaccinazioni, della sicurezza alimentare, delle attività che svolgiamo per l'attività motoria, ecco, forse qualcuno ha fatto le visite per fare l'attività sportiva. Okay. E ci occupiamo poi anche di temi non solo per i giovani ma anche per chi ha un'età più avanzata, soprattutto pensiamo alle invalidità civili e anche le patenti. Ecco, mi raccomando, se qualcuno supera i 18 anni e farà la patente, chi guida non beve, è chiaro? Va bene. Ok, siamo quelli di quel mondo lì. Parto subito da un titolo che è la prima relazione che seguirà, perché per me è molto importante, che è La noia può salvarci. Poi ci sarà il relatore che parlerà di questo. A me colpisce molto perché i dati che raccogliamo su ragazzi di 11, 13 e 15 anni ci farebbero pensare il contrario. Ecco, per questo credo che sarà molto interessante sentire la prima relazione, perché dico che i dati che abbiamo fa pensare al contrario. Fa pensare al contrario perché, per esempio, vediamo che le ore che si passano davanti ad uno schermo, piccolo o un po' più grandino, ecco, diciamo cellulare o un iPad o quello che è, passa da 4% che fanno più di 5 ore nei giorni feriali, che peraltro è una quantità di ore sbalorditiva, perché passare 5 ore davanti a uno schermo piccolo dopo che hai fatto scuola e dopo che hai fatto i compiti diventa veramente tanto, passa al 40% durante il sabato e la domenica. Quindi parrebbe che quando si è impegnati a fare tante attività, uno dei temi che può portare anche ad un aggancio di dipendenza dallo schermo, o peggio ancora tramite gli schermi attività di scommessa o comunque insomma di gioco d'azzardo, sia curato o prevenuto con attività alternative. L'altro dato che vi do, solo per completare la mia breve introduzione, è che a 15 anni dichiarano di aver una o più volte giocato con i soldi, ecco, scommesso, sono circa il 30% dei quindicenni, 40% maschi, 20% femmine. Quindi diciamo, sono quindi molto interessato, penso come tutti voi, alle relazioni che seguiranno e capire come dire, che cosa si può fare efficacemente per prevenire, cioè per fare in maniera che ci siano degli anticorpi, così torno al tema delle vaccinazioni, che ci aiutano a contrastare delle abitudini che poi diventano terribili schiavitù con cui è difficile confrontarsi. Quindi benvenuti tutti, buon lavoro, grazie dell'invito. Grazie a lei, dottor Sborgiò. Passiamo ora la parola alla dottoressa Alessia Tono, responsabile dell'area salute per il Provveditorato agli Studi di Padova. Benvenuta. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, io vi porto i saluti del dottor Roberto Natale, dirigente dell'ufficio scolastico di Padova e Rovigo, che oggi era impegnato in altri appuntamenti. Ecco, ringrazio la dottoressa Battocchio per l'invito alla giornata di oggi. Ecco, con piacere l'ufficio scolastico sostiene questa iniziativa che da 4 anni coinvolge le scuole di Padova, offrendo queste possibilità di incontro e queste occasioni, insomma, di fare scuola anche in modo diverso.
Quest'anno in modo particolare sono stati fatti anche questi interventi nel mese di gennaio, ecco, che hanno anticipato la realizzazione di queste giornate che, insomma, come abbiamo visto nel video, credo siano state molto apprezzate. Ecco, i ragazzi hanno sicuramente bisogno di riflettere e per fare la prevenzione appunto bisogna iniziare a 360 gradi, insomma, ecco, prima di intervenire direttamente sul problema, e credo che le nostre scuole, insomma, abbiano bisogno di queste iniziative, di queste attività, ed è per questo, insomma, che l'ufficio scolastico le sostiene e anzi ringrazia, insomma, il Dipartimento per le Dipendenze per questa attività e queste iniziative. Ecco, vi auguro davvero una buona giornata, chiedo ai ragazzi e alle ragazze di sfruttare appieno, insomma, queste occasioni, perché sono davvero momenti di crescita importanti. Grazie a tutti. Grazie dottoressa. Ed ora lasciamo la parola alla dottoressa Barbara Battocchio, che è psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice SERD Este Monselice. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno sia ai presenti ma anche alle numerose persone che ci seguono online. Io porto i saluti da parte della direzione dell'azienda ULSS 6 Euganea, in particolare da parte dei nostri direttori del Dipartimento Dipendenze che, come abbiamo già detto, assieme ad Alterevo e IEM stiamo organizzando questa settimana ed è la 4ª edizione. Quest'anno, con il titolo appunto Giocare d'anticipo, abbiamo voluto dare uno sguardo in più, un valore in più a tutta la questione della prevenzione. Prevenzione non solo con gli studenti, quindi non intesa solo a prevenzione ai ragazzi, ma prevenzione intesa come uno spazio in cui ascoltare voci altre. Ecco, mi auguro che questa settimana, che avrà un susseguirsi di relazioni, ci aiuti proprio a guardare il nostro mondo, la nostra quotidianità e le nostre relazioni, aprendo a sguardi nuovi, che ci aiutino un po' ad affrontare la nostra quotidianità e le nostre relazioni con delle competenze diverse. In particolare oggi io ringrazio Matteo Saudino per aver accettato ancora il nostro invito, lo ringrazio per la bellissima serata di ieri sera, il dialogo con Stefano Rossi. Riprendo una cosa che mi è piaciuta e che penso oggi tornerà. Si parlava molto del tempo, della società di oggi con il nostro tempo iperveloce, okay? In cui non ci fermiamo più. E prima diceva il dottor Sbrogiò, quando ci si ferma si scrolla il telefonino, si guarda i video su TikTok, insomma siamo sempre impegnati. Stefano Rossi diceva una società della dopamina, questo neurotrasmettitore del piacere che quando l'ha beccato continua a chiedere sempre e sempre ancora il piacere, togliendoci anche lì il tempo per poter sperimentare una cosa bellissima, che abbiamo tutti la possibilità di sperimentare, che è un grande dono che abbiamo, la possibilità di sperimentare il piacere. Allora io lascio la parola a Matteo Saudino, che ancora ringrazio. Auguro a tutti un buon ascolto, sicuramente su questi temi Saudino ci aiuterà ad attraversarli con più competenza, quindi buon ascolto e buona giornata a tutti. Grazie dottoressa. Allora l'avete sentito, l'incontro di oggi si intitola La noia può salvarci. Ovviamente in questo caso intendiamo la noia non come uno stato di apatia, ma come un momento di pausa, di riflessione, dove si apre proprio lo spazio per l'ascolto, la profondità, la filosofia, il pensiero. Di queste cose ci parla Matteo Saudino, già nostro ospite ieri sera con Stefano Rossi, come è stato detto. Abbiamo il piacere di averlo qui con noi. Matteo Saudino è un insegnante di filosofia e storia, è autore e ideatore del canale YouTube Barba Sofia e fa un sacco di cose molto belle anche con gli studenti e le studentesse che oggi sono qui per ascoltarlo. Prima di passargli la parola vi ricordiamo che potete porre eventuali domande al nostro relatore commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione che è 370-318-6802. Lascio quindi la parola a Matteo Saudino e auguro a tutti voi un buon incontro. Grazie. Allora, buona giornata a tutte e a tutti. Come ieri sera rinnovo il ringraziamento, perché comunque essere per la terza volta al vostro festival vuol dire che c'è
una relazione profonda, ho messo radici con voi. Allora, il titolo è provocatorio, non lo so, la noia può salvarci, io ci credo e ci credo a partire da questa riflessione. Cosa è accaduto nella storia dell'umanità? È accaduto che a un certo punto gli uomini che anelavano, desideravano avere del tempo anche vuoto, quello che era celeberrimo otium dei latini, ma anche nel mondo greco c'era questo desiderio di tempo vuoto, da non riempire. Pensate solo ad Epicuro che abbandona la velocità della città, costruisce la scuola filosofica del giardino fuori da Atene e lì le ore sembravano molto più lunghe, non c'era il ritmo frenetico della città, pensate alle città di oggi, perché Atene, per quanto frenetica, nulla a che vedere con una New York, Berlino, Shanghai, Città del Messico o Lagos. Non c'era il ritmo di Atene, non c'erano, lo ripete più volte, le sfide politiche, la corruzione, il mondo del mercato, dei mercanti, c'era una tranquillità, un tempo dilatato nel quale, lui dice, ci si poteva prendere cura della propria anima. La filosofia per Epicuro è quell'attività per cui non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per praticarla. Ma cos'è questa filosofia allora? È studiare il manuale di filosofia e leggere i classi di filosofia? Non solo, non per Epicuro di sicuro, ma significa pensare, riflettere su se stessi, con con gli altri. Tant'è che il valore fondamentale della scuola epicurea era l'amicizia. E per coltivare l'amicizia, ci dice Epicuro, serve il tempo. Un tempo dilatato, perché con un amico bisogna dialogare, è un intreccio di anime, ma per intrecciare l'anima serve quello spazio vuoto in cui le anime si possono incontrare, perché se le anime sono sempre in movimento, salgono sul treno, poi prendono la metropolitana e poi dopo vanno in palestra, e poi dopo vanno a studiare, poi vanno a pagare le tasse, poi vanno a lavorare e poi quando sono a casa accendono immediatamente la televisione, aprono il cellulare, quando queste anime hanno uno spazio vuoto per potersi intrecciare. E questo tema, tipicamente epicureo, era in realtà presente in molte scuole filosofiche. E voi dite, ma Saudino, ma siamo sicuri che loro abbiano ragione? Io non lo so. Però se questi filosofi, passati anche la storia come saggi, sapienti, ci hanno detto queste cose, io provo a seguirli. Allora passo a Seneca, De brevitate vitae, ma dice Seneca non è il problema che la vita è troppo breve e che la riempiamo in realtà di troppe cose che non hanno valore, alle quali però dedichiamo tantissimo tempo. Noi abbiamo del tempo per fare quello che forse ci piace autenticamente fare, che ci fa crescere, ma per capire quale spazio e tempo dare a ciò che ci piace e a ciò che ci fa crescere, dobbiamo rallentare. Dobbiamo scegliere, selezionare e anche qui per poter scegliere, selezionare serve un attimo di vuoto, una sospensione, serve che venga meno il rumore, un chiacchiericcio esasperato, serve anche il silenzio e allora ecco che per Seneca, ma anche per altri, ovviamente autori greci, no? Lucrezio, bisogna prendersi nella giornata, Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, serve prendersi nella giornata del tempo per riflettere, per pensare, ma lo ripeto, un tempo vuoto. E il valore era quel tempo vuoto, cioè liberato da che cosa? Da tutta una serie di ingerenze, dal lavoro, mi devo liberare da questo lavoro, noi invece siamo anche drogati di lavoro, c'è un alcolismo di lavoro, devo lavorare, perché? In parte perché devo guadagnare, in parte perché nonostante io lavori tanto non riesco ad arrivare a fine mese, dunque i lavori sono anche mal pagati, oppure perché mi realizzo nel lavoro, mi hanno raccontato che è lì che troverò me stesso. Invece nel mondo greco, nel mondo latino è fuori anche dal lavoro, che troverò fuori dal chiacchiericcio, che avrò la possibilità di prendermi cura della mia anima, che è un lavoro bello, ma è complesso, un lavoro di qualità.
Pensate al mondo cristiano, anche lì io comincio a mettere insieme i greci, Platone, Socrate, gli stoici, dicevo prima Epicuro, poi vi ho citato Seneca, Lucrezio, Marco Aurelio, magari sono tutti degli sciocconi che facevano di questo tempo vuoto un tempo prezioso, in realtà non lo era, avrebbe dovuto riempirlo. Ma poi passiamo a degli altri sciocchi allora, al mondo cristiano, che ha qualche migliaio di anni di storia, forse così sciocco quel mondo non lo è. Com'era la vita nelle abbazie cistercensi, cluniacensi? Era un tempo, una vita di tempo dilatato e anche di tempo vuoto, di tempo silenzioso, di tempo di preghiera, di tempo di meditazione, di tempo di passeggiate, cose che se io adesso proponessi, ma che noia, un tempo vuoto per pensare nel mio chiostro, nel giardino, passeggio in montagna, guardo il cielo, cerco Dio, cercare Dio, usciamo anche dalla religione singola, il cristianesimo, cercare Dio vuol dire cercare un senso al nostro vivere, pregare, coltivare in maniera molto lenta quel pezzo di terra che avevi in un'abbazia, oppure incontrarsi nelle discussioni che erano molto lente all'interno di questi luoghi, no, della cristianità. E anche loro, forse degli sciocchi, avrebbero dovuto riempire le loro giornate, invece cercavano quei momenti di vuoto. E andiamo al mondo dell'umanesimo, del Rinascimento, dove c'è l'esaltazione massima dell'ozio, cioè liberarmi da un lavoro coercitivo, sono obbligato a lavorare per portare a casa la pagnotta, per poter vivere, per riprodurre, direbbe Marx, socialmente la nostra esistenza. E allora una volta che ho riprodotto socialmente la mia esistenza, ho messo insieme il pranzo con la cena, per il mondo dell'umanesimo Rinascimento l'obiettivo non era l'ultracumulo, non è il mondo del mercante, c'è il mondo del mercante che comincia dal 300 in avanti ad avanzare, ma l'umanesimo e il Rinascimento non sono il mondo prettamente del mercante, ma il mondo del letterato, il mondo dell'artista, ma il mondo dell'artigiano tecnico, che può essere la persona che lavora anche in una bottega. E qual era l'idea? L'idea era che appena liberatomi dal lavoro coercitivo, obbligatorio, quello che siamo in gran parte obbligati a fare, mi prendo il tempo per coltivare quelle cose che non potrei altrimenti coltivare. Ed erano le umane littere, che non dovete immaginare solo delle persone dotte e colte, certo, molte, la maggior parte sì, ma vi ripeto anche delle persone più semplici che facevano del lavoro artigiano, della musica, del canto, un momento per prendersi cura della propria anima, per capire chi si era. Il mondo greco addirittura considerava, da Platone all'Accademia, la ginnastica, Platone era un lottatore, ok? Il momento della ginnastica non era questa tessera che abbiamo, e questo è il nostro mondo, in cui ho un'ora di pausa durante il pranzo e corro nella palestra, okay, passo il mio tesserino, ho il mio armadietto, mi metto le mie cuffie, devo, e anche quello è un luogo, è un tempo quasi coercitivo. Più che devo prendermi cura della mia anima, se è visto così, devo essere in forma, un po' perché me lo chiede la mia società. Allora devo mettere in quell'ora lì quell'attività fisica, ed è importante farla, intendiamoci, ma è un'altra attività, anche in questo caso, messa insieme a tante altre che finiscono per riempire completamente la giornata, togliendo quello spazio vuoto che ad esempio anche nel mondo dell'umanesimo è importante. Torno a dire la musica, ad esempio, il mondo dell'umanesimo è un mondo anche musicale. Thomas More, autore inglese che scrive un'opera gigantesca per l'impatto che ha avuto anche nell'immaginario collettivo, che si intitola Utopia, no? L'isola di Utopia, quest'isola nell'Oceano Atlantico, che è scoperta, è un'invenzione. Thomas More è un maestro di fiction, immagina di aver trovato il diario di un filosofo, Raffaele Trodeo, che si è fatto scaricare dalla nave di Amerigo Vespucci su un'isola che hanno incontrato nell'Oceano Atlantico. Mentre Vespucci continua il suo viaggio e costeggia l'America del Sud, capendo che quello di Colombo non era il viaggio della scoperta delle Indie, bensì di un nuovo continente, America,
Amerigo alle Americhe, mentre Amerigo Vespucci costeggia appunto la costa orientale dell'America Latina, centrale e latina, Raffaele rimane su quest'isola che lui che chiama che è l'isola di Utopia, cioè un non luogo, ma un non luogo o utopos che anche è utopos, un luogo del bene. O vuol dire non luogo, topos luogo o un non luogo, topos, luogo del bene. Cade la O, cade la E, rimane utopos. Cos'è utopos? Un luogo del bene, un luogo dove le persone sono felici perché non ci sono le guerre, perché il lavoro non è sfruttato, va bene? Perché c'è un rispetto della natura, perché c'è una religione che porta gli esseri umani ad essere in armonia. Descrive Raffaele un'isola che non esiste, che sarebbe bello per Raffaele, che nient'altro che l'alter ego di Thomas More, quello che scrive quest'opera con la finzione di aver trovato il diario, e in quest'isola, descritta in maniera minuziosa, dove c'è l'istruzione per tutti, i medici sono al servizio delle persone che sono ammalate, ed è una durissima critica che muove Thomas More all'Inghilterra dell'epoca, le guerre di religioni, la violenza, la criminalità che viene punita con la pena di morte senza rendersi conto, dice Thomas More, che la fonte della criminalità è la povertà, il disagio, l'ignoranza. Un testo di un'attualità spaventosa, prevenire, molto meglio curare, ha detto che la pena di morte non era la cura. Ebbene, Thomas More nel descrivere quest'isola descrive la giornata in cui c'è il lavoro, in cui c'è il tempo per dormire, in cui c'è il tempo per occuparsi della famiglia e poi c'è il tempo per l'ozio, un tempo vuoto. Thomas More immagina nell'isola Utopia, perfetta dal suo punto di vista, che non esiste ma che ci invita a realizzare un spazio di tempo vuoto in cui gli utopiani possano fare quello che vogliono, ma a partire dal loro conoscersi, è un platonico. Cosa io voglio fare in quell'ora, in quelle 2 ore? L'immagina 4 ore al giorno di ozio. Andiamo avanti. E sino ad arrivare a un filosofo molto importante per comprendere l'esistenza umana, che si chiama Blaise Pascal. Pascal dice che tutta l'infelicità dell'essere umano deriva dal fatto che noi non riusciamo a stare soli con noi stessi. La solitudine, cioè stare soli con noi stessi, ci porta delle inquietudini. In realtà stare solo con noi stessi, dice Pascal, è quel momento necessario di confronto per poi dopo aprirsi anche agli altri. Ma cosa accade? Accade che quella solitudine che ci porta angoscia, quel vuoto che ci porta angoscia, da cui noi dovremmo, ripeto, poi partire, ci arrivo, per conoscersi, le persone lo vogliono riempire e coniuga un'espressione molto importante in francese che si chiama divertissement. Da lì parte un po' la nostra storia attuale, la storia poi dei social, la storia dell'happy hour, la storia in cui non dobbiamo annoiarci. La noia è male. Cosa fanno i nostri figli oggi? E in quell'ora potrei mettere il corso di karate, un potenziamento di inglese. Mamma e papà, raduniamoci, mettiamoli, facciamoli incontrare, devono stare, tutte cose che pensare possono anche essere positive, ma ci arrivo, ma viene vissuto come l'angoscia del non annoiarsi. Ebbene, Pascal dice riempire di avvenimenti, e noi siamo nella società dell'evento, l'evento che poi si manifesta, l'epifania dell'evento sui social, su Facebook, su TikTok, su Instagram. Se un evento non si manifesta lì è come se non fosse realmente accaduto, dunque siamo addirittura angosciati di lasciare traccia di quell'evento, è chiaro? Dice Pascal, la società, e lui sta vedendo una nobiltà e una borghesia che si stanno annoiando, dice, questa nobiltà e questa borghesia si uccidono di feste, di festini, di chiacchiericcio, pur di fuggire la noia, quella noia che ti obbliga a pensare a chi sei. È profondamente cristiano, del circo di Port Royal, e dunque un giansenista. Giansenio è un agostiniano, quante parole, ci arrivo. Agostino è il padre fondatore della filosofia cristiana ed è un socratico platonico, Agostino, e ci dice che Dio è dentro di noi.
Dio non è nel catechismo, la Chiesa del Cinque Stelle, che ti impone Dio. Dio non è in una messa, Dio non è negli abiti di un prete, di un parroco, di un vescovo, di un cardinale o in una benedizione. Dio si annida dentro di te. E come Socrate diceva, per conoscere te stesso devi dialogare con te stesso, devi farlo nella tranquillità, nel vuoto, nel tempo che ti prendi, così come Platone ci dice per conoscere dobbiamo dialogare. Agostino, che vi ripeto un platonico socratico, dice come facciamo noi a essere autenticamente cristiani? Dove troviamo Dio? Dio è una luce, ma non è una luce come queste che voi vedete qua esterna, è una luce che c'è dentro di voi. Per vedere quella luce che è dentro di voi serve del tempo. Serve il vuoto, serve il buio, è chiaro, tutte cose che ci incutono timore. Oddio, il buio, accendi una luce. Cos'è questo silenzio? Accendo qualcosa per sentire il rumore. Perché? È perché quel vuoto, quel silenzio, quel buio diventano una porta da aprire per poterci conoscere. Ma la nostra società ci racconta che tutto questo è paura, angoscia, va riempito, bisogna accendere le luci, bisogna fare rumore, non ci può mai essere il silenzio, bisogna andare sempre veloci, bisogna sempre correre. Invece Pascal ci dice questo mondo del divertissement che vuole riempire tutto e allora accendo. Io parlo di 4-5 ore, ma io quando ho fatto un anno un laboratorio con i miei allievi ho chiesto di vedere, no, nelle impostazioni il numero di ore trascorse al cellulare o comunque di cellulare acceso. Io ho degli allievi che hanno toccato 9, 10, 12 ore. È chiaro che ci può essere YouTube, Spotify, tante cose che possono contribuire ai 10-12 ore, ma 12 ore è il 50% della giornata. E alcuni miei allievi mi dicono, ma quando sono nel letto la sera devo mettere queste persone che parlano, che siano quelle che fanno i rumori, lo conoscete, o in sottofondo dei podcast, o in sottofondo perché devo sentire qualcuno. E uno può dire, beh, è una novità, è un qualcosa di importante, perché mi può aiutare, mi può accompagnare. Sì, ma è il sintomo chiaramente di un disagio profondo, che è quel disagio che noi proviamo nello stare soli con noi stessi. Allora riempiamo. E il divertissement è appagante. Perché noi trascorriamo tantissime ore sui social e non capiamo che poi diventa una patologia se essere sempre collegati, diventa una patologia essere sempre in gaming online? Perché non lo capiamo? Perché è del divertissement appagante, coccolante, è sexy, è erotico, ti coccola, ti dà i bacini, perché sono metafore, ma è quello che accade. Perché se il tuo tempo libero fosse il feudatario che ti viene a chiedere 15 giorni al mese di corvée per andare a mettere a posto il suo ponte o a rifare le mura del castello, voi direste, cazzo, non voglio venire. Preferireste annoiarvi anziché andare a costruire il ponte per il Marchese di Saluzzo o di Belluno. Direste no, io voglio stare qui perché mi prende il mio tempo e mi obbliga ad andare a mettere a posto il suo castello, mi porta alla guerra, io non lo voglio fare. Invece, qual è il meccanismo perverso oggi di coloro che ti dicono ti stai annoiando, vieni qua, ci sono io? Uccidendo la vostra fantasia, uccidendo la vostra creatività, uccidendo la possibilità di conoscervi attraverso la lettura, attraverso l'uscire e andare a parlare con Tizio, Caio e Sempronio. Qual è la mossa strategica? Ma non di un uomo, non c'è il Big Brother, non c'è Stalin, Hitler, Mao Zedong, un uomo che ha un grande potere che pianifica il tempo libero per tutti. È un sistema che ha capito che nel tempo libero può realizzare profitto. Il nostro tempo libero è diventato il luogo in cui molte persone realizzano soldi, realizzano profitto, e per realizzare soldi e profitto sul nostro tempo libero, su quella che è la noia che può sorgere del tempo libero, la noia del tempo libero, hanno dovuto sottrarci quello spazio, sottrarci quel luogo, sottrarci quel tempo, sottrarci quella noia, dicendoci vieni con noi, ti divertirai. Ti divertirai tanto, ecco il divertissement. Io riempio le mie ore vuote di divertissement, di coccole, che siano artificiali, che siano false, fasulle, fake. Noi a un certo punto già abbiamo sempre avuto come esseri umani la difficoltà di distinguere il vero dal falso. Figurate in un mondo di intelligenza artificiale, di social H24, di proposte di divertissement
inarrestabili. Noi appena apriamo un social o ci sono proposte per scaricare 1000 app, l'app per tenerti in forma e l'app per poter dialogare con gli amici, l'app per imparare inglese, l'app per fare matematica, l'app per fare questo gioco, l'app per conoscere delle altre persone, c'è un'app per tutto, è chiaro? Fino ad arrivare alle app chiaramente relazionali. Hai del tempo libero, qua puoi costruirti una relazione virtuale, invece se tu prima eri in quel momento di vuoto, di noia, che torno a dirvi potrà salvarvi se volete la noia, voi dovete voler la noia, tu prendevi il telefono, chiamavi qualcuno, ti trovavi sotto strada a giocare il pallone, a fare una biciclettata, ma non lo sto romantizzando, non c'era più il mondo dei ragazzi alla Stranger Things. Stranger Things ha una dimensione romantizzata perché gli anni 80 non sono quella roba lì, ma c'è una cosa vera che io ho vissuto, perché di fatto io avevo quell'età lì, nell'età dei ragazzi di Stranger Things, e c'era la biciclettata, perché non c'era WhatsApp, perché non c'era il telefono, ti dicevi ci vediamo alle 15 al parchetto, se l'altro non arrivava, non è che dicevi subito a bombardare telefonate, o se tu alle 15 cercavi di essere alle 15 perché non valeva, come adesso alle 15 sei ancora a casa e dici vabbè scrivo che arrivo mezz'ora dopo. Partivi, andavi e riempivi quel momento di pomeriggio con quella biciclettata, con quel parco, con l'avventura veramente nel bosco, e vi ripeto non è un mondo romantizzato, perché è un mondo dove c'era meno scuola, più discriminazione sui disabili, meno libertà per le donne, meno possibilità per curare tante malattie, dunque non c'è il mito degli anni 80, 70, non c'è nessuna età aurea, ma c'è una cosa oggi chiaramente diversa, è che la noia, pensateci, è diventata il nemico numero uno. Io se sono qua oggi, anche con tutta la bella vita che ho potuto fare di studio, di filosofia, di viaggio, l'ho dovuto a delle estati di merda, mi sono annoiato tantissimo in campagna con mio papà che continuava a lavorare, rimanevo lì e un pomeriggio il mio vicino di casa mi chiama perché doveva fare un trasloco, ho detto che palle, devo andare ad aiutare il mio vicino di casa, e lui ha una caterva di topolino e mi dice in cambio, ok? Matteo, io ti lascerò tutti questi topolino. E io questi pomeriggi li ho riempiti di topolino, potevo riempire di altre cose. E poi sono passato a Jules Verne e ho viaggiato. Sono dovuto andare a cercarmi quelle cose in pomeriggi di noia terribili. È chiaro? E ho riparato la mia bicicletta e ho trovato gli altri miei amici. E ripeto, quando adesso ho 1000 input, quello dico, vabbè guarda, però com'erano quelle estati terribili di noia. Poi mi fermo e dico, ma attenzione. Quella noia è stata possibilità di fantasia, di immaginazione, è stata la possibilità di costruire relazioni amicali, andare a cercare l'amico, cercare di rispettare quell'appuntamento. Perché oggi invece la noia è diventata il nemico pubblico numero uno? Non, vi ripeto, perché sono tutti brutti, sporchi e cattivi, ma perché siamo in un mondo, lo dicevo ieri sera, e per me questa è la chiave di lettura più forte da cui secondo me dobbiamo partire. Questo è un mondo che mette in vendita tutto, non c'è nulla che non debba produrre profitto per qualcuno, e la noia è diventata un qualcosa da sconfiggere, perché trasformando la noia in un nemico, i nostri figli non possono mai annoiarci, i ragazzi non possono mai annoiarsi, qualcuno vi vende qualcosa per sconfiggere la noia e vi sta facendo un grande torto, è chiaro? Perché quel qualcuno vi riempie completamente la vita di qualcosa che vi toglie quella lentezza di conoscervi e non vi fa lavorare sull'essere ma sul fare. La nostra è la società delle persone che non sono prevalentemente, ma che debbono servire. Invece l'essere umano di cui vi parlavo prima, di Epicuro, di Platone, ed era una minoranza, ma del mondo cristiano, dell'umanesimo, del Rinascimento, che vi ripeto erano minoranza, perché i re ti mandavano alla guerra e gli altri erano lì a volte servi della gleba o schiavi. Ma c'era almeno nel dibattito mainstream oggi diremmo, che è quello delle accademie, che è quello della Chiesa, che è quello dei filosofi o dell'arte, l'idea che l'essere umano prima è e poi fa. Invece in ogni nostro spazio, dalla scuola, gli alunni devono fare, gli alunni devono conoscere chi sono. Gli studenti devono essere prima di fare. E gli insegnanti, questa angoscia che ha il Ministero di vedere tutto quello che facciamo,
perché il Ministero non si fida di noi. Noi dobbiamo lasciare certificazioni a destra e manca per dire quello che facciamo, con l'idea che altrimenti noi saremmo dei pelandroni. L'insegnante è dato una funzione, l'insegnante deve essere innanzitutto una persona che mette al centro la relazione e la crescita umana, deve essere un insegnante, non deve fare. Essere un intellettuale, essere un pedagogista, essere un educatore, non fare l'educatore. Perché in molti casi tu prendi le persone per fare gli educatori, ma non sono degli educatori. Devi essere un insegnante, non fare l'insegnante. E quando tu capisci chi sei, ragazzi, io questo sono molto duro, lo capisci quando ti annoi, quando sei in crisi, una società che ha trasformato la crisi soltanto in una cosa angosciante. Crisi vuol dire cambiamento, vuol dire trasformazione, crisi vuol dire scegliere. Io la cosa che auguro sempre, a me stesso innanzitutto, ma anche ai miei ragazzi e ai miei allievi giovani, andate in crisi. La crisi è la cosa che vi trasforma, la crisi è ciò che vi obbliga a dover scegliere, a saper selezionare appunto il grano buono dalla pula, diciamo. Questo, devo scegliere le cose che tengo e le altre che devo lasciare, ma scegliere cosa devo tenere, cosa lasciare, produce una crisi, vi fa star male, magari piangete, avete mal di pancia. Sapete perché piangete e avete mal di pancia? Perché siete, perché non fate. Quando fate, voi non riflettete sull'essere. Esattamente come diceva Fromm, quando voi mettete l'avere alla base delle vostre vite, siete molto più fragili, perché l'avere è un verbo che non regge l'essere. L'essere è il verbo, chiaramente, ontologico, è l'essere. L'essere può reggere l'avere. Invece voi siete in un mondo in cui vi dice devi avere i muscoli, non devi avere i muscoli, ok? Devi essere una persona che se ci tiene a te stessa si mette in forma, non devo avere, per non parlare dei miti terribili, non mi sto facendo l'elogio della povertà come Diogene Laerzio, di vivere in una botte zozzoni, ma una società che ha trasformato avere successo, avere denaro, avere una grande automobile, è chiaro, in una società di valore, è una società che ha deciso di suicidarsi. Perché tu non puoi immaginare di proporre a dei ragazzi, a degli allievi, come obiettivi l'avere successo, avere denaro, sfondare, avere più follower. Quello che avete visto in questi giorni, quando avete visto persone a Dubai che dicevano meglio i missili che pagare le tasse in Italia, e migliaia di persone che scrivono mi piace, è un problema reale, perché queste persone, per alcuni ragazzi, sono diventati dei modelli di persone che avranno, quando avranno delle crisi devastanti, da cui non usciranno più, perché aver riempito la vita con l'idea del denaro, il successo, l'immagine, ti lascerà poi un vuoto terribile. Allora, riprendiamoci quel vuoto. Søren Kierkegaard, filosofo gigantesco dell'Ottocento, un filosofo danese dell'esistenza, ci dice una cosa importante. Se noi viviamo per l'estetica, lui parla della vita estetica, il Don Giovanni, il seduttore. Il Don Giovanni chi è? È colui che vive per l'estetica, che vuole apparire, che vuole sedurre, poi non vuole approfondire, non vuole fare un progetto, vive ogni istante, che può sembrare una bella anche vita. Godi ogni momento della tua vita, godi ogni secondo. E Kierkegaard dice, questa vita seducente, attrattiva, ha un problema. Seduco e lascio, colleziono, riempio, scarico un'app, ne scarico un altro, ho cambiato le scarpe, nuovi vestiti, entri in un ciclo che ti porterà alla noia e vorrai riempire la vita per sconfiggere la noia, ma poi ancora un'altra app per sconfiggere la noia, e poi qualcos'altro per sconfiggere la noia, e vado questo venerdì alla spritz per sconfiggere la noia, ma dopo 100 spritz non mi annoio più, lo prendo anche il giovedì, allora facciamo così, lo vado a prendere quando sono anche in montagna. Io cerco di sconfiggere la noia in un vortice che ti porta alla noia. E Kierkegaard dice, a quel punto lì, la noia ti salverà, perché avrai capito che non potendo sfuggire alla noia, essa ti salverà. E in che modo? Rallentando, capendo che forse quella non è la vita che tu vuoi veramente vivere.
E Kierkegaard contrappone alla vita del seduttore, che per sfuggire la noia finisce per annoiarsi, la vita del marito. Siamo nell'Ottocento, siamo in una filosofia che tendenzialmente ruotano intorno alla visione del mondo maschilista. Questa è la storia del pensiero umano e non lo possiamo neanche trasformare, lo dico sempre. Perché Saudino così poche filosofe donne? Perché non c'erano veramente. Ci sono state grandi matematiche, ci sono state anche grandi giornaliste, scrittrici, ma la filosofia femminile è stata veramente osteggiata per un semplice motivo, perché la filosofia è stata, sino a la disputa tra Bergson e Einstein è di circa 100 anni fa, in cui a parlare del tempo a Parigi c'era Bergson, un filosofo, dall'altra parte Einstein. Da quel dibattito, da cui esce chiaramente il vincitore Einstein, le materie scientifiche sono diventate dominanti su grande parte della realtà e la filosofia, che gode ancora di buona salute, sicuramente etica, politica, non è più la disciplina più importante. Ma nella storia dell'umanità, per migliaia di anni, la filosofia è stata la disciplina più importante, per quella si sono tutti gli uomini. È chiaro? Quando Galileo Galilei viene chiamato dai medici per tenere i corsi di matematica, lui chiede in cambio anche la cattedra di filosofia, perché ci teneva a non essere solo un matematico, voleva essere un filosofo. Dunque le donne non hanno avuto la possibilità di fare filosofia, perché la filosofia, essendo la disciplina più importante, i maschi si sono tenuti. Kierkegaard, detto questo perché non ci sono donne, e dunque parla di marito seduttore e non di seduttrice, o ovviamente di moglie, dice: il marito chi è? È colui che nella noia capisce che per dare un senso alla vita, ma lo capisce perché serve un progetto. I progetti più grandi dell'esistenza umana passano per essersi annoiati. È questo. Il progetto lo chiama il marito, perché per lui marito voleva dire, sta immaginando un marito che costruisce una famiglia, il padre dovrà prendere, siamo una famiglia patriarcale, il padre dovrà prendersi cura della famiglia, degli studi dei figli, l'educazione, a fianco una moglie a cui dovrà garantire sicurezza. Lui immagina appunto in questo caso un giudice di Copenaghen che vive la sua vita progettandola attorno alla sua famiglia. Voi togliete la famiglia o tenetela, qual è il vostro progetto? Voi quando capirete qual è il vostro progetto? Quando accettate di passare per lo stretto dei Dardanelli della noia. Voi dovete varcare le colonne d'Ercole della noia, se volete usare un'altra immagine per andare ad Ulisse. Se voi decidete di non vivere la noia, ma di riempire costantemente le vostre giornate, voi rinunciate a conoscervi e senza conoscenza non c'è salvezza. Senza conoscenza non c'è salvezza. Conoscenza di sé, che è la cosa più difficile da fare. Io ho 52 anni, non mi conosco ancora. È un continuo divenire il processo di autoconoscenza. È chiaro? Allora, la società nostra ha trasformato la noia nel nemico pubblico numero uno. Su Netflix c'è ancora, sulla piattaforma, il film, il docufilm, The Social Dilemma, un film nel quale vengono intervistati e vengono anche raccontate le giornate degli sviluppatori di Facebook. Facebook è un social che è ancora molto vivo. Facebook, pensate che è il più grande cimitero esistente, perché i profili delle persone morte sono milioni e dunque virtualmente, e sono milioni aperti, in cui le persone, ad esempio, nel giorno della morte, anno dopo anno, vanno sotto e scrivono. Sarebbe come portare dei fiori. Facebook, che non è quello usato dai giovani, rimane quello con più iscritti ancora, man mano è superato dagli altri, ed è quello in cui, tra l'altro, c'è questa dimensione importante di omaggiare le persone che sono morte e che hanno ancora un profilo pubblico. Dunque Facebook, che è un cimitero o è anche un luogo in cui si dice i boomer, non solo, ma prevalentemente over 40, anche over 50, sono lì a litigare del sì o il no al referendum, il VAR, il rigore o meno, o vanno a recuperare Padova del 1968 e ti ritrovi tutti lì, com'era bella, guarda. Facebook, che ormai è un po' vecchiotto, è il primo social che ha cambiato il modo anche di relazionare con parole nuove. Amici. Siamo amici, non siamo amici nella realtà, ma siamo amici su Facebook. Hanno preso una parola importante, l'amicizia, e l'hanno trasformata in una cosa virtuale. La parola condividi
condividiamo qualcosa, condividiamo la macchina, condividiamo il tempo, condividiamo, però la condivisione è bella, condividiamo oggi pomeriggio che ripassiamo inglese e matematica, condividi, è un tasto in cui tu condividi una storia, un'immagine, parole importanti. Facebook le ha prese sino ovviamente al il pollice, ok, ma soprattutto il pollice non ok, dislike, che questa è una cosa molto forte. Quel social che ha cambiato profondamente le vite, persone che si sono reincontrate magari dopo 20 anni e alcuni si sono messi insieme, persone che sono fidanzate su Facebook. Facebook ha cambiato. A un certo punto gli sviluppatori, almeno i primi, si licenziano dopo aver fatto una montagna di soldi e vogliono rallentare, no? Fatti i soldi, quei soldi li usano per vivere una vita diversa. Vengono intervistati in questo docufilm e raccontano un po' come erano le loro giornate nel sviluppare, progettare e ampliare Facebook. C'erano dei briefing mattutini, immaginate qua ci sia un tavolo e arrivano 7, 8, 10 persone e discutono su come sviluppare, cosa che avviene adesso intorno alla Apple, intorno a Netflix, ma intorno a Nike, dei briefing su quale scarpe puntiamo, i briefing. E loro dicono, la cosa centrale dei nostri briefing, delle nostre riunioni era il tempo. Quando entrano su Facebook, all'epoca addirittura dovevi digitare www.facebook.com e accedere, poi c'è l'app, è chiaro, loro quando entrano devono rimanere lì, debbono stare con noi. E come li facciamo stare con noi? Se li intratteniamo, concetto del divertissement di Pascal. Sono qui e devono divertirsi, intrattenersi, non debbono voler andarsene via. Io dalle corvée del duca, va bene, di Alba me ne voglio andare via, è chiaro? No, non devono. E noi da certe lezioni noiose della vostra professoressa di arte, del vostro professore di filosofia, che è lì che sta parlando di Hegel per se stesso, di come sono bravo, gli allievi non capiscono nulla, voi vorreste scappare da quelle lezioni noiosissime. È chiaro? Quella roba lì. E invece su Facebook, per non parlare di TikTok, è un'evoluzione veramente, non devi voler via. Allora dicono, cosa facciamo? Mettiamo degli intrattenimenti a lato. E allora Candy Crush, giochi che sviluppano la dopamina. Tra 3 ore apro il forziere. Tu non sei più forte di prima, ma quel forziere che hai aperto ti porta a sublimare una forza che non hai. Poi ti dico, a 1,90 a 2,90 € puoi potenziare il tuo personaggio, neanche perché sei bravo. Chi di voi può usare la carta di credito del papà o della mamma per potenziare i propri gaming, sconfigge l'altro, lo ha fatto comprando, poi c'è gente che è molto brava, ragazzi che sono bravissimi, anche una competenza a saper vincere i giochi, ma nel momento in cui loro ti dicono non vince solo chi è il più bravo, ma chi può comprare accessori scaricandoli e tu ti troverai nel campo di battaglia e vincerai, vince il più ricco, vince quello che ha la carta di credito del padre e della mamma collegata al proprio gioco. E da quel mondo lì in cui tu vinci, adesso c'è un pubblico, cambio un pezzettino, loro sono piccoli ma 2 cose le devo dire, e poi dopo inondare tutto di soft erotismo. È questa roba qua. Se noi adulti non ci rendiamo conto che siamo noi, e nessuno di noi è escluso, vado a vedere la mia compagna di classe mia e dico, ma è ancora una bella donna. Vado a vedere il mio... Guarda in costume da bagno è ancora un figo. Questa roba qua, non so se vi rendete conto, è totalizzante. Noi non ne usciamo più. Su Instagram e su TikTok è un corpo dopo corpo dopo corpo che balla, che è in perizoma, che la gente va in palestra a fare squat e c'è un amico che gli sta riprendendo il sedere, appena 1 o 2 addominali, sarà per la gelosia, li va a fotografare. Guardate che questo mondo è un mondo nuovo, che produce ragazzi nuovi che vivono in cui
che non riescono più a fare meno di quella roba lì, perché quella roba lì ti annulla la voglia della noia, perché lì dentro ci sono input di stampo erotico. Erotico non è ovviamente, andiamo un attimo a Freud, basilare, soltanto l'atto dell'amore, ma è tutto ciò che soddisfa un desiderio e c'è il principio di sublimazione. Allora io vinco tutti i game e sublimo e sono attratto, voglio rimanere dentro, vedo corpi di persone, sublimo e rimango dentro, tutte persone che ti dicono il mattino come si vestono, è erotismo. Noi passiamo ore a guardare gli outfit delle persone, non a scegliercelo noi, ma a guardare altri che si vestono. Ma com'è possibile che sembra che altro che i guardiani del mondo sono diventati i cuochi e le cuochi, perché poi le trasmissioni di chef sono quelli tutti maschi, ma sono diventati cosa? Gli argonauti sono quelli che ci portano a salvezza. Per quale motivo? Non c'ho nulla, sono anche un amante della buona cucina in Italia, ma non è che c'è scappata di mano la situazione, è evoluta. Perché quando le persone cucinano, perché quando le persone pubblicano foto di torte, di piatti, risvegliano in noi un'attrazione e stiamo lì dentro e non usciamo più. Dunque noi il tempo per annoiarci oggi non ce l'abbiamo. Perché vi ripeto, corpi, gaming, dopamina 1000, cibo, confronto, dissing, andare a vedere gli altri che stanno male o che litigano, è un'altra dimensione, si chiamava voyeurismo. Il voyeurismo tra le perversioni, dice Freud, è quella anche più facilmente vivibile, perché le perversioni, quelle più hard, e oggi non ne parlo, sono per pochi comunque, ma tutti noi siamo un po' dei guardoni, vogliamo guardare, no? Se accade qualcosa sotto casa, ci sono due vicini che di colpo entrano solo in cortile, si danno due pugni, ti dicono, come ti chiami in prima fila? Tu? Sì. Guglielmo. Tuo fratello, immagino fratello. Guglielmo, ci sono i nostri due vicini che stanno picchiando in giardino. Scusa, finisco di leggere le avventure di Tom Sawyer, non mi distraggo. Ma che stiamo dicendo? Tu sei già lì, no, è questa roba qui. È chiaro cosa funziona? Quelle sono le cose più guardate. Aprite Instagram o TikTok, attenzione, queste immagini potrebbero che cosa? Urtare? Ma non si è proprio visto il corpo che si è sfracellato, si è fermato un po' prima, perché noi, che non siamo delle belle persone potenzialmente, c'è dentro noi c'è quella roba lì, volevo vedere, guarda, no? Quando Morgan ci ricorda che è il video di Sanremo più visto nella storia dell'umanità è il litigio tra Bugo e Morgan, il video più visto, e quella roba lì, tutti volevamo vedere il loro litigio. Loro ci danno quello che noi vogliamo avere. È chiaro? E poiché ci danno quello che vogliamo avere, noi da quei luoghi lì non usciamo più. Come faccio a avvicinarmi alla lettura? È noiosa la lettura. Come faccio a fare un gioco di ruolo? La maggior parte dei ragazzi, non so, cari adulti qua con me oggi presenti, non leggono le istruzioni di un gioco da tavola, chiedono a qualcuno che glieli spieghi perché è troppo difficile o vanno a vedere un tutorial che glielo spiega. Dicendovi questo non vuol dire che il mondo sta finendo, non sta finendo nessun mondo, ma è talmente cambiato che noi oggi siamo veramente ad un bivio, e vado in conclusione, perché il mondo nuovo che stiamo costruendo è un mondo che, mettendo al bando la noia, il vuoto, lo spazio vuoto, il tempo sospeso, li ha messi al bando, wanted, ok? Punto, vanno ricercati. È un mondo che inevitabilmente non lavora sull'introspezione delle persone. È un mondo che non vuole che le persone a un certo punto si fermano e mettano in discussione, perché se noi mettessimo in discussione questo mondo, scopriremo che questo, l'ultima volta che verrò al cambio gioco, scopriremo che questo è anche un mondo di merda. Noi lo scopriremo, è chiaro che è un mondo di merda. C'è un mondo in cui molte cose non sono belle, non sono belle. Non è bello quello che accade in Iran, quello che accade in Ucraina, non è bello quello che sta accadendo a Gaza, ma in un mondo in cui tutto si sovrappone, noi non ci fermiamo più a dire no, ma cosa sta succedendo? E che è un mondo in cui il nostro compagno, se solo, quando il mondo va avanti velocissimo, non mi fermo, ma sarà cavoli suoi. Io ragazzi, secondo questa cosa qua, entro quest'anno in quarta,
Faccio l'appello, non c'è un ragazzo, ok, il primo giorno, beh. Dopo una settimana che è assente, dico, ma come mai Lorenzo che è assente? E gli altri non lo sapevano, i suoi compagni non lo sapevano, ma vado in segreteria, ha cambiato scuola. No, siamo 24 in classe, gli altri 23 non sapevano che... non ce l'ha detto, non ve l'ha detto, ma non uno di voi che ha chiamato, ha scritto un messaggio, siamo sempre lì. Ma è quel discorso lì, tu puoi essere online, ma non ti accorgi dell'altro, che è una massa online con te, ma non c'è. Questa roba qua, sapete ragazzi, quando è che ve ne accorgerete dell'assenza di un altro? Quando vi prendete del tempo per capire il mondo in cui siete. E quel tempo lento, quel tempo dilatato, il problema è che oggi viene presentato come noia. Ci annoiamo. Allora io rivendico, per me di sicuro, la voglia di annoiarmi, la scuola dei 1000 progetti la aborro, non la sopporto, la scuola non deve riempire di 1000 progetti, 1, 2, quelli che penso che siano validi, che facciano crescere, e poi stiamo in classe, e in classe parliamo, leggiamo, discutiamo, ritorniamo sulle cose, è chiaro? La scuola non può scimmiottare un talent. Se guardate X Factor è fatto di tanti tagli. Io sono andato un paio di volte a queste trasmissioni qua, sono lunghissime, eterne, dopo vengono tagliate e voi avete una cosa sparata a 1000. La vita non è sparata a 1000, battute su battute, tutti Dunque noi, se vogliamo trasformare la scuola in un talent, facciamo un torto a loro. La scuola deve avere invece ancora spazi vuoti, tempi dilatati, deve avere la scuola queste cose qua, altrimenti noi insegnanti diventiamo dei tiranni del tempo che educano delle persone ad essere funzionali. Noi non dobbiamo essere funzionali, non dobbiamo servire a qualcosa, noi dobbiamo conoscersi e per conoscersi dobbiamo passare per la noia. Per questo il titolo di questa conferenza, La noia può salvarci. La noia può salvarci perché lì possiamo capire chi siamo, immaginarci e usare la creatività. L'intelligenza creativa, che è una delle intelligenze già teorizzate negli anni '80, è oggi ostaggio delle performance, dell'esecuzione, della compilazione. E quando tu vuoi parlare di creatività a scuola avrai qualcuno che ti dirà ma non c'è tempo. Certo, perché la creatività, cioè l'immaginazione, richiedono più tempo di arrivare lì e darti una scheda da compilare. Ma l'essere umano non è una scheda da compilare, la vita non è una scheda da compilare. Quando voi avrete le vostre crisi di senso della vita, il lavoro, i rapporti d'amore, parentali che non funzionano, non avrete una scheda in cui dite questa cosa è 3x, 2y, la metto qui, questa cosa, ma dove la metto? Non c'è uno spazio per quella cosa che vi sta accadendo, è chiaro? Perché le emozioni, la nostra vita non è cartesianizzabile, non puoi mettere sull'asse dell'x e dell'y nel piano cartesiano. Allora se noi creiamo una scuola che è solo cartesiana, se il logaritmo che è solo cartesiano ti produce tutto quello che tu vorresti avere, se creiamo un mondo in cui le emozioni non possono liberarsi, se opprimiamo la creatività, noi creiamo un mondo in cui siamo infelici e purtroppo forse questo mondo l'abbiamo già creato. Vi ringrazio. Grazie Matteo Saudino. C'è una domanda dal pubblico, mi pare? Sì? E allora passiamo il microfono, grazie. Allora, all'inizio mi era venuta questa domanda, per cui adesso cerco di rispescarla un attimo. Aveva a che fare con la solitudine, quindi l'angoscia, la solitudine, il vuoto che ha nominato all'inizio, e mi veniva la domanda, ovviamente magari per alcune persone che hanno dei disturbi mentali potrebbe essere una cosa un po' diversa, però la parola hikikomori
mi è venuta fuori come domanda e poi lei ha fatto un discorso molto lungo e non saprei esattamente dove andare a pescare le cose, però ci sono tante differenziazioni, no? Credo perlomeno, e non so, volevo sapere il suo punto di vista tra appunto quello che è normale, non normale, i hikikomori. Ho capito. Grazie, perché effettivamente è una puntualizzazione che può rendere più completo il ragionamento che vi ho proposto. Io quando vi ho parlato, perché è molto delicato il tema, grazie ancora veramente, ho fatto un elogio della tristezza, della crisi d'amore e anche della solitudine. Queste cose possono diventare patologie. La solitudine filosofica di cui ho parlato, questo faccio nella vita, non è la solitudine della depressione. Io di fronte alla depressione, che è una patologia, faccio un passo indietro. Quando mi accorgo che tutto ciò avviene con i miei allievi, cerco di parlare con i genitori, i genitori spesso lo sanno e interverranno le persone competenti. Quello che vorrei però ribadire è che non dobbiamo a un certo punto patologizzare tutto, perché è anche un po' una tendenza che abbiamo nella nostra società e anche a scuola. Soffrire per amore, essere lasciati, è chiaro? È un momento di confronto che una ragazza o un ragazzo può essere con gli amici o con un adulto in cui si cresce. Il mal d'amore o il mal di vivere sono dell'esistenza umana. Parlare di queste cose con i ragazzi o con le ragazze è importante proprio per farli crescere. Invece cosa è accaduto in noi? Costruiamo una società sempre più atomizzata, individualista, in cui le relazioni sono ridotte al minimo. Anche a scuola, non parliamo di come sono cambiati i luoghi di lavoro, perché il mondo del bracciantato o il mondo della fabbrica, durissimi, portavano con sé lo sviluppo della solidarietà tra i lavoratori, scomparsa. È chiaro? L'atomizzazione delle professioni, dei lavori, porta a una grandissima solitudine per mancanza di relazione. Noi costruiamo un mondo in cui la relazione è quasi scomparsa, la fisicità. Quante volte ci abbracciamo, quante volte i ragazzi si abbracciano, la pacca sulle spalle, sempre di meno. Costruiamo questa società e poi dopo in questa società in cui aumenta la sofferenza non ci prendiamo cura contro la sofferenza o in minima parte, quando degenera, ah sì, adesso è, e lo è, intendiamoci, non deve essere frainteso, è un problema medico, va affrontato perché è diventato una patologia. Allora, possiamo fare qualche step prima. Sono oltre 200.000 i casi di hikikomori in Italia, sono veramente tante. Le persone che si rinchiudono, l'abbandono sociale, io esco, non basta una chiacchiera di un amico, di un filosofo, di un prete, di chiunque, servirà l'intervento chiaramente di uno specialista, di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, però noi dobbiamo lavorare prima che tutto ciò avvenga. Io sono francamente un po' stufo di sentir sempre dire ormai è tardi, ma ormai è tardi. Anticipiamo, è sempre ormai è tardi, scoppiata la guerra, ormai è tardi la diplomazia, ma quanto abbiamo fatto lavorare la diplomazia? Ormai è tardi, è bocciato, non può recuperare, ma durante l'anno, quando ci siamo visti abbiamo detto queste cose, siamo intervenuti, noi siamo stati in cui ormai è tardi e diamo ad altri il compito di risolvere il problema, lo diamo agli specialisti. Allora io penso che sia indispensabile ridare la giusta dimensione all'umano. Io l'ho detto ieri sera, oggi ripeto, c'è anche un pubblico più piccolo, alcune cose le lambisco soltanto, ma all'orizzonte c'è la solitudine
perversione sessuale data dalla possibilità di sublimare tutte le energie erotiche e con l'intelligenza artificiale. Nell'ultimo mese le app di partner che tu ti costruisci sono state scaricate in maniera spaventosa, vuoi per curiosità, vuoi ma quella è la frontiera. Tu addirittura avrai relazioni, ok? Con chi ti costruisci. Io lo dico adesso, io nel mio piccolo, altri lo dicono da mesi. Non è ascoltata, prepariamoci al disastro. C'è un manifesto di diverse centinaia tra filosofi, neuroscienziati, psicoterapeuti americani che hanno chiesto a Bezos e a Musk di rallentare il processo di umanizzazione della AI. Non vengono ascoltati. Noi tra pochi mesi avremo il danno che tutto ciò, perché i ragazzi sempre con meno relazioni le avranno con delle macchine, ma con delle macchine che non sono al 9000 di Kubrick, che già si era spinto in avanti avendolo umanizzato e ci sembrava irrealizzabile. Oggi ti conoscono. Cos'è questo processo di umanizzazione? Tu metterai sempre più dei dati in questo partner artificiale, il quale lui rielaborerà la tua voce, i tuoi gusti, le tue fotografie, gli darai un pezzo della tua vita. Lui, con degli algoritmi geniali del bene e del male, diretelo poi voi, ti conoscerà. Dunque lo scarto è il tuo capo ufficio, quello che incoda con te in posto, il tuo insegnante, che sono stanchi, arrabbiati, in burnout o anche sono disattenti, che non ti conoscono, che non ti salutano, che non ti dicono come stai. Aprirai il telefono e quella cosa che hai scaricato ti chiederà come stai e ti dirà delle cose conoscendoti poi anche nei gusti, e ci siamo capiti. Quella roba lì ha una ricaduta gigantesca sulle relazioni reali, tant'è che io ormai sostengo che non si chiama più metaverso, i due universi si sono fusi. Il problema è che per Platone il nostro mondo doveva andare verso l'alto per abbellirsi. Loro sono stati più bravi, hanno preso quel mondo e l'hanno abbassato, ce l'hanno reso a portata di mano. Questo non è il mondo che ti dice devi faticare per arrivare là. Stai tranquillo, quello che è là te lo porto lì. È chiaro? Allora, tu puoi avere praticamente tutto con la tecnologia. Non sei capace a scrivere, puoi fare un romanzo. Non sei capace a fare un curriculum, puoi fare un curriculum. Non eri capace a mandare una mail, ci penso io. Non hai nessuno che ti vuole bene, ma sei sicuro? Ci sono io. Allora, se non ci rendiamo... E io rimango non un catastrofista, non penso che ci sia il postumanesimo alle porte, ma è una delle possibilità che l'era delle macchine inizi, è una delle possibilità reali, che inizi un'era delle macchine, cioè un'era in cui l'uomo e la donna non saranno più a proprio agio nel mondo che hanno costruito. Noi stiamo normalizzando lo sterminio in queste guerre di civili. E se non capite e capiamo che c'è stato negli ultimi anni un salto di qualità gigantesco, che mentre i nazisti facevano quello tutti avrebbero gridato non è possibile, oggi abbiamo normalizzato che tu sei un mercato a Kiev e tu venga bombardato da Putin. Normalizzato. Invece Picasso ci ha detto cazzo questa roba qua è l'orrore, Guernica. Abbiamo normalizzato che scuole vengono distrutte, che edifici. Abbiamo normalizzato l'altro giorno che Israele dica al sud del Libano abbandonate tutte queste terre perché noi le radiamo al suolo. Ci sono 500.000 persone con un sacchetto che stanno andando via. Un mondo che accetta questo, ma che mondo stiamo parlando? C'è un mondo in cui l'empatia su cui noi ci battiamo sta sfiorendo. Se non c'è l'empatia rispetto a quella gente massacrata lì, ma quale empatia ci deve essere?
Stiamo assistendo a quello che Kubrick erano gli episodi di violenza, abbiamo visto verso i barboni in Arancia Meccanica, ma nella mia Torino dei ragazzi, la scusa era annoiati, hanno dato fuoco a un clochard mentre era lì che dormiva. E non erano, ci racconterebbe Hannah Arendt, Goebbels, erano dei ragazzi, purtroppo mi verrebbe a dire, spero di no, potrebbero essere loro, che tra un paio di anni annoiati, che sai che c'è? Proviamo e buttiamolo. Allora, se non ci rendiamo conto che lo svuotamento del valore della vita umana è sistematico, no? Ed è parte dai capi, io dico, non c'è a quel punto lì possibilità. Noi insegnanti entriamo in classe e diciamo ai nostri allievi che se lui ha fame non apre lo zaino del suo compagno per prendergli, va bene, il cibo. Invece Trump vi ha detto che lui vuole la Groenlandia e che gli serve il petrolio del Venezuela e Putin ci ha detto che vuole il Donbass e lo fanno non rispettando alcuna regola. Allora dobbiamo anche noi domani mattina non dire a loro di rispettarsi? Sì, dovremmo farlo sempre, ma in un mondo in cui chi ricopre ruoli di comando fa esattamente il contrario. Noi abbiamo i bulli prepotenti, violenti che governano il mondo. È chiaro? E noi nelle classi o nei programmi di educazione gli raccontiamo un'altra cosa. Questo scarto alla fine lo paghiamo. Abbiamo una domanda da Penelope. Ti chiami così? Grazie Penelope. Questo pensiero mi è venuto in mente prima quando stavamo parlando dei social e pensavo, in una situazione in cui una persona si sente davvero tanto sola, i social possono anche aiutare questa persona magari a sentirsi più accettata o... Bellissima domanda anche questa, deve essere un po' sentito, deve avere spazio a tutti. Si può fare un buon uso dei social? Sì. Chi può fare un buon uso dei social? Chi ci arriva con un percorso di pensiero critico. Il social è come se può essere uno strumento, incontro degli altri appassionati di manga e ci mettiamo a parlare sul social di One Piece. Ti è piaciuta la trasposizione cinematografica, filmica di One Piece che sto leggendo? E ne parliamo. E io che magari sono anche in un piccolo paesino, non ho la mia fumettoteca sotto, parlo con degli altri. Qual è il problema? Il problema è che il social si propone come totalizzante esclusivo. Se tu non hai degli anticorpi, e vanno costruiti, tendi ad abbandonarti adesso. Perché una volta che tu lo apri, ed è successo a noi adulti, noi, gli adulti rimbambiti, mi ci metto in mezzo io, ci sono dei momenti in cui siamo dei rimbambiti, non riusciamo più a uscire dai social. Ma perché? Torno al discorso di prima, dopamina, erotismo, soddisfazione, mi irrobustisco, mi dicono che sono un figo, mi fanno star bene e a un certo punto comincio a escludere le altre cose e non ho più tempo per leggere e non incontro più il mio amico e allora noi dobbiamo difenderli. Ne parlavo ieri sera, no Marco? Stasera tornerò a Torino, veramente stanchissimo. Ma il martedì sera è il momento in cui gioco a pallavolo con dei miei amici vecchietti e abbiamo preso anche dei giovani per permetterci ancora di stare in campo, altrimenti non funzionerebbe. E con questi amici cosa facciamo? Arriva lì in spogliatoio e 2 battute, monti la rete, poi hai finito, il dolore, l'acciacco, facciamo qualche torneo e poi andiamo a bere una birra, a mangiare una pizza, ok? Ed è un momento reale che però ci siamo resi conto, dobbiamo difendere, perché altrimenti, ma vale anche per Netflix o Prime, tu sei lì, Penelope, hai finito una serie e ti dice Netflix, per te, che hai visto questa, ci sarebbe questa, e lui ti conosce, non hai trovato il tuo amico, senti Penelope, so che hai letto questo libro, guarda io ho letto questo, sai che secondo me ti potrebbe piacere, l'ha fatto Netflix per te. Che ti ha detto, tu hai visto questo, potrebbe piacerti quest'altra serie TV. Guarda, non devi aspettare una volta a settimana che ti carico gli episodi. Sono tutti 8 disponibili, puoi anche saltare la sigla. Netflix mi vuole tanto bene, perché sta pensando a me, mi sta dando i consigli. Superiori a quel magari mondo dove il consiglio appunto nessuno te lo dà. Per quello invece il libraio che è un mestiere serio, entro in libreria, il libraio che mi conosce dice senti Matteo potrebbe piacerti,
Invece in un mondo anonimo in cui più nessuno qua ti dice niente, tu puoi trovare nei social o in certe app quel benessere. Allora, e te lo dico perché non voglio fare anche catastrofico, perché così i social ti possono anche migliorare la vita. Pagine informative, ti puoi informare, puoi approfondire i tuoi gusti, sei un'appassionata, te lo dire per riabilitare la cucina, sei un'appassionata di cucina, perfetto, segui le tue pagine di persone, dobbiamo solo distinguere quelli che hanno trasformato anche qua il cibo in un evento totalizzante. A me spaventano i fanatismi. I fanatismi sono un problema. Il fanatico è quello che da un giorno all'altro c'è solo più quello. E i social sono portatori un po' di fanatismo. Noi quando siamo sui social diventiamo dei giudici. Una canzone magari di un nuovo cantante non ti piace. Io non andrei neanche a metterci il dislike. Ma c'è gente sotto, fai schifo, l'altro album era meglio, come ti sei vestita, ammazzati, sei brutto. Ma cosa è successo? Scatena potenzialmente il social quella roba che non mi piace il nuovo LP di questo gruppo, vabbè, non lo compro. A questo concerto vado, però spero che facciano tutti i pezzi prima. No, adesso le persone sono lì. Ragazzi, sono dei calciatori che devono sospendere i social perché in base delle cose, magari anche sciocchi che fanno, la gente gli augura di morire. Ma quella gente lì non sono, torno a dirvelo, Goebbels. Sono delle persone normali che arrivate sul social tirano fuori, no, questo aspetto violento. Allora bisogna veramente essere educati all'uso e a scuola, anziché non parlarne, ne dobbiamo parlare. A scuola bisogna parlare dei telefonini, altrimenti la scuola è fuori dal mondo. Non vuol dire usarli, alle medie penso che sia giusto, ma alle superiori anche saperli usare. Cioè, adesso lo tirate fuori, adesso, e lo guardiamo. Io penso che si debba arrivare lì. Io fino a prima che ci fosse il divieto lo facevo. Cioè, prendiamo Instagram, ragazzi, andiamo a vedere la pagina di Trump, vediamo cosa ha scritto Macron, vediamo cosa ha postato la Meloni, vediamo cosa c'è scritto su Repubblica, La Stampa o sul Corriere. Perché oggi non vivo in un mondo in cui dico ai ragazzi scendiamo sotto in edicola, compriamo i giornali, non li leggono più. Cioè, capite? L'uso dei social va studiato e preparato e noi colleghi, noi insegnanti, dobbiamo lavorare in quella direzione. C'è anche un insegnante che vuole rivolgerti una domanda. Chi? Dov'è? È qui. Ah, ok, così lo vedo, mi piace. Salve. Una domanda. Ci sono ancora degli insegnanti che tutto questo percorso l'hanno fatto nella propria vita e quindi fanno gli stessi ragionamenti che fa lei. Ma nella concretezza, per quanto noi lavoriamo con i ragazzi, quale potrebbe essere una piccola ricetta, serve a me, ma forse serve alle persone e ai giovani che mi stanno e che la stanno ascoltando, per riuscire a portare quella differenza ai nostri allievi? Cosa potremmo fare concretamente per andare oltre e per essere un pelino un po' più ascoltati? Sì, sono arrivate due domande molto, molto simili anche da... È saltato il microfono di Matteo. Ok, ecco. Ma io penso che le buone pratiche, no, pedagogiche, educative, filosofiche vadano appunto realizzate a scuola, dobbiamo provarci. Piccolo passaggio concettuale e poi vado al concreto. Lo scorso anno Ben Chulan è uscito con un saggio contro la società dell'angoscia e la tesi forte è quella della speranza. La speranza oggi non è l'ottimismo, un'ingenuità che addirittura favorisce il mondo brutto che stiamo costruendo, non è il pessimismo da sempre è un vicolo cieco, io adoro Schopenhauer, chiaro, ma poi alla fine è un vicolo cieco, mi piace capire quello che lui ha intuito, ma poi la strada del pessimismo non ti porta di sicuro a trasformare la realtà, e Choran è la stessa cosa. Non è l'ottimismo, il pessimismo, dice la speranza, una speranza politica. Cosa vuol dire? Sperare nella
New Hope, il quarto capitolo di Guerre Stellari. Quando la morte nera è quasi pronta, anzi è pronta, e l'impero distrugge un pianeta. L'impero ormai ha la morte nera. E cosa fa la resistenza di Guerre Stellari? Ha la speranza di poter ancora rovesciare gli equilibri. Noi quando entriamo in classe sappiamo che ormai la morte nera c'è, dobbiamo avere la speranza di poter sovvertire gli equilibri e la speranza lì si fa politica. La speranza oggi è un sentimento politico. Speri di poter cambiare e per farlo, e sperare significa provare a farlo. Che cosa concretamente? Ti dico cosa faccio io sbagliando, perché quando tu sperimenti sbagli. Innanzitutto provo a rallentare, cioè prendere dei momenti in cui, parlo di mia disciplina, anziché fare 10 autori, ne facciamo 8 e ci prendiamo il tempo per insieme discutere di alcuni problemi sollevati. Parlate voi, ditemi voi. Per favorire il rallentamento a volte passeggiamo, usciamo da scuola e andiamo a leggere magari un brano all'aperto, non tutte le lezioni, magari una volta al mese. Questo ha già una ricaduta. Seconda cosa, vi gestite degli spazi. Sul mio profilo Instagram, che non dovete andare a seguire, ci tengo, ma se vi imbattete, ho rilanciato delle recensioni di libri che hanno fatto i miei allievi. Ho detto, guardate, voi fate così, vi apriamo come classe un canale Instagram, vi leggete questi libri, Fattoria degli animali, Mondo Nuovo, Fahrenheit 451, e poi voi vi mettete lì delle recensioni e voi dovete essere gli autori, i registi. Io vi dico solo se qualcosa è migliorabile, ma non voglio dirvi in maniera esasperata cosa dovete fare. Quello glielo dirò, l'interrogo su Platone, gli dirò, ma non funziona, bravo. E io penso che serva dei ragazzi dello spazio di autonomia. E ti dico una cosa, sai alcune classi cosa mi dicono? Ma non può decidere lei, la vecchia talpa ha lavorato bene. Il problema, torno a dire, è che la vecchia talpa non ha più un'unica identità, perché si poteva marciare sul Palazzo dello Zar, la Bastiglia, andiamo avanti, Giorgio Templa, Carlo I. Quando c'era un avversario visibile, tu potevi anche manifestarci sotto il palazzo. Oggi chi è? È in parte il sistema che ti dice, ci penso io, e gli allievi vogliono i voti, loro vogliono i voti. Non la valutazione, il voto. Ma professore, ma è 7, 6, 8, cos'è questo discorso? Semplifichiamo, eccoli. Vogliono, mi dice proprio da pagina a pagina, interroga, mi dice le pagine. Professore, mi dice, ma allora cosa devo mettere in questo reel, in questa recensione? Noi li abbiamo di fatto educati ad eseguire e a stare sempre dentro un recinto. Platone ce l'ha raccontato 2000 anni fa, quando l'uomo che esce dalla caverna ritorna, lui ha visto il sole, la luna, ha visto il mare, i monti, i fiumi, ha capito che quel mondo della caverna è un mondo falso, pensa ai suoi compagni incatenati che guardano le ombre, decide di ritornare per provare a salvarli, scenderà e non sarà creduto. E le persone preferiscono le ombre alla luce. Ecco, noi siamo stati talmente ormai educati ad avere il cibo nella mangiatoia che non andiamo a cercarci altro cibo. È un processo grande quello che è avvenuto, di banalizzazione, normalizzazione, esecuzione. Io, collega, ti dico una cosa, io spero che tu mi possa smentire, ma quante volte ti fermi con i tuoi colleghi in corridoio a parlare di cinema, teatro, letteratura? Quando parli con i tuoi colleghi delle tante cose belle e culturali che hai viste e vi contaminate? Spesso noi entriamo, aula docenti, prendo il libro, il diario, chiudo, guardo la circolare. Questa roba qua è proprio la normalizzazione, la schematizzazione. Rompere gli schemi con delle cose didattiche, circolarità, tempo, è quello che noi dobbiamo fare a scuola. Grazie a te.
Grazie. Allora, dobbiamo andare in chiusura, ringraziamo tantissimo le persone che sono presenti in sala. Speriamo che vi siate annoiati, così almeno ripensate. Ciao Sì. ragazzi, veramente sono stati bravissimi. Sì, lo dicevo per questo, perché c'è le scolaresche adesso hanno i mezzi da prendere, abbiamo i tempi contingentati questa mattina. Però anche qua spezziamo una lancia. Come si sono comportati? In maniera eccezionale. La maggior parte degli adulti avrebbe preventivamente detto ma adesso questi qua chissà che rumore. stuferanno. Invece ragazzi veramente un'attenzione altissima e anche un silenzio veramente educazione. Grazie, allora Arrivederci. facciamo noi un applauso alle ragazze e ragazzi che sono venuti. Credo che sia ora di andare in chiusura. So che c'erano altre domande anche dalla sala, non riusciamo a dare spazio a tutti, ma vi ringraziamo per questa partecipazione attiva, perché è stato veramente un incontro nel quale non abbiamo potuto dare spazio nemmeno poi alle domande che ci arrivavano dalle persone in collegamento. Ecco, grazie a tutti. Allora, ringraziamo ovviamente Grazie anche a voi. Matteo Saudino ancora una Grazie. volta, al quale va il nostro applauso. E allora andiamo in chiusura di questo primo incontro della seconda giornata. Vi ricordiamo che il programma naturalmente continua. Oggi è una delle 2 giornate di questa settimana in cui ci sono 3 appuntamenti. Nel pomeriggio alle 17:30 ci sarà il dialogo con Daniela Capitanucci e Alessandra Limetti intitolato Dare voce agli invisibili. Parleremo quindi anche delle implicazioni che le dipendenze comportamentali e il gioco d'azzardo patologico in particolare hanno per le famiglie delle persone che hanno sviluppato questo disturbo. La sera alle 20:30 avremo un dialogo tra Umberto Folena e Peter Gomez che terranno un incontro dal titolo Dietro al jackpot. Quindi ULSS Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti, quindi quelli che ho appena citato, li trovate sempre sul sito www.cambiogiocouls6.it. Grazie a tutti, grazie a Matteo Saudino ancora una volta e buona continuazione di giornata a tutti voi.